Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. In questa settimana non ci sono stati tantissimi avvenimenti, tranne una domenica fenomenale per il volley italiano. Infatti hanno vinto gli europei di categoria Under 18 e Under 21 le ragazze e i ragazzi hanno vinto gli europei Under 22. Da segnalare inoltre la fantastica vittoria per l'Ital Volley femminile nella Nations League, una competizione intermedia tra gli europei mondiali, molto importante per qualificarsi ai prossimi mondiali e che l'Italia ha dominato, vincendo anche tutti i premi per i migliori giocatori nei vari ruoli. Da ricordare l'MVP di questa giornata, di questa competizione, cioè Paola Egonu. La fortissima e giovanissima schiacciatrice italiana ha anche fatto segnalare un fantastico record di 112,7 km/h in schiacciata. Davvero qualcosa di fenomenale. Siamo prontissimi per vederle ai prossimi mondiali e a tifarle sperando in una loro vittoria. Invece, sempre dal lato femminile, arriva un'eliminazione amara ai gironi dell'Italia di calcio femminile che in Inghilterra ha purtroppo persa l'ultima e decisiva gara contro il Belgio per 1-0. Le ragazze non sono state molto fortunate, hanno anche colpito una traversa con Girelli, ma purtroppo è mancato quel qualcosina in più per vincere le partite e portare a casa i risultati. Escono così dal girone dopo le sconfitte contro appunto il Belgio e la Francia e con il pareggio per 1-1 contro l'Islanda. Dopo il mondiale che aveva illuso la nazionale italiana, che era arrivata fino ai quarti di finale, questo deve essere visto comunque come un piccolo incidente sul percorso per migliorare a livello nazionale nel campionato, dato che da quest'anno tutte le atlete della Serie A di calcio saranno finalmente delle professioniste e non più delle dilettanti, e speriamo che questo possa aiutare e di molto il movimento sportivo. Terminiamo con il ciclismo. Infatti è terminato la seconda settimana del Tour de France, che vede in maglia gialla il danese Jonas Vingegaard con al secondo posto Tadej Pogačar. Il giovane fenomeno sloveno ha preso quasi 3 minuti nella tappa che terminava sul Col de Granon, cedendo così la maglia gialla che aveva fino a quel momento e soprattutto ribaltando completamente le previsioni iniziali di questo Tour. In terza posizione troviamo invece l'inglese Geraint Thomas, che forte della sua esperienza e della vittoria precedente nel 2018 è rimasto finora molto guardingo ed è pronto a fare del suo meglio nella terza ed ultima settimana, che vedrà come grandi protagonisti i Pirenei, già a partire da oggi, martedì 19, e che terminerà con la cronometro molto lunga di 40 km e soprattutto domenica sui Campi Elisi. Non vediamo l'ora di sapere come finirà questa vincente Tour de France e sperare magari in una vittoria di tappa di qualche italiano, con da segnalare un Alberto Bettiolli in grandissima forma, che ha terminato una tappa al secondo posto non riuscendo a vincere per davvero pochissimo, questione di secondi, e niente, speriamo che possa migliorare questo risultato in queste ultime tappe e di festeggiare con lui una sua vittoria. Per questa settimana è tutto con Passione Sportiva, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Mattia, ciao a tutti!